Il 17 di gennaio verrà festeggiato anticipato sabato 14 con il Consiglio Comunale convocato alle ore 18, momento ufficialità in cui viene riconosciuto da un paio d'anni anche il premio principale di Rosà, il premio Città di Rosà. Il premio Città di Rosà è un premio che è arrivato alla 25esima edizione, quest'anno sarà consegnato al CIF, all'Università La Rosa, un connubio che dura da 17 anni. L'Università della Rosa è una delle realtà culturali, sociali più importanti del nostro territorio, conta 120 partecipanti ogni settimana, i docenti sono tutti docenti rosatesi, quindi una sorta di federalismo locale, ma soprattutto anche gli argomenti. Nel corso degli ultimi anni si è approfondito, studiato e cercato di conoscere sempre di più quella che è il nostro territorio, il nostro Veneto, le nostre province, proprio per quindi capire le tradizioni, gli usi, i costumi, ma soprattutto anche la nostra storia e al tempo stesso per stare insieme, quindi un momento di socializzazione. Il CIF sappiamo che ha svariate attività in campo sociale e culturale e quindi di promozione di quelli che sono i valori cristiani e di tradizione. Accanto ai premio Principe, il premio Città di Rosà, premiamo anche Rosà che lavora e quindi delle ditte che ci sono state segnalate dalle varie categorie economiche. Credo che quest'anno, oltre ad essere un premio alla singola ditta, è anche un premio che ha un significato simbolico per il difficile momento economico, di congiuntura che stiamo attraversando, ed è proprio con questo sentimento, con questo spirito che il Comune andrà appunto a fare un plauso, darà a onorificare appunto quelle che sono le nostre eccellenze, i nostri gioielli nel vario ambito culturale, economico, sociale.